Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, per capire che aria tira sul grottesco caso Open Arms, sapete domani ci sarà la requisitoria del PM che chiederà l'entità della pena contro il ministro Salvini, che deve rispondere grottescamente del fatto di aver fatto politica sostanzialmente, cioè di aver applicato la politica dell'immigrazione che aveva proposto agli elettori quando era ministro dell'interno. Ma per capire che aria tira non c'è niente di meglio che andare a vedere come approcciano questo appuntamento i giornaloni del mainstream progressista, che sono l'altra faccia della medaglia, diciamo, dell'attacco concentrico, in questo caso a Salvini, spesso al centrodestra, no? È quello che Giuliano Ferrara chiamava circo mediatico giudiziario. Quando c'è una offensiva fortemente politicizzata della magistratura su un esponente non di sinistra, i giornaloni danno sponda, ne fanno una priorità, e soprattutto è interessante vedere le loro chiavi di lettura proprio per capire che aria tira. Beh, la stampa è dadaista oggi, è meravigliosa perché si esercita nel capovolgimento della realtà. In prima il titolo è Open Arms, la Lega assedia i magistrati. A noi sembrava vagamente che fosse il contrario, cioè che certi magistrati, non la totalità della magistratura, certi magistrati ideologizzati abbiano assediato Salvini sostanzialmente per ogni provvedimento che prese quando era ministro dell'interno. Lui ha avuto più procedimenti, più cause giudiziarie, la nave Diciotti, la nave Open Arms, cioè a essere, come dire, cronachistici, c'è stato un assedio di certa magistratura, perché quello che si contestava era appunto la politica che proponeva Salvini all'interno, quella di diciamo ripristinare la bizzarra abitudine di tutelare i confini, di contrastare l'immigrazione clandestina, di non incentivare il traffico di esseri umani. E invece è la Lega che assedia i magistrati, apprendiamo per la stampa, e devo dire con una disinvoltura logica da invidiare, invidiabile. Però con la stampa eravamo ancora in un ambito che poteva strappare un sorriso, visto il palese ribaltamento della realtà. Repubblica oggi però invece va fino in fondo, cioè Repubblica ce la dice tutta, ci fa capire qual è la posta in gioco. Perché in un editoriale riportato in prima pagina di Lirio Abbate, che si intitola Le responsabilità di Salvini, quale deve rendere conto anche al Tribunale di Repubblica, ovviamente, oltre che al Tribunale di Palermo, alcune parti di questo editoriale proprio sono indicative dell'autentica posta in gioco. Nella fattispecie, leggiamo, perché è sempre meglio citare quando siamo di fronte a esercizi così diciamo controintuitivi. Lasciando fuori il fronte giudiziario, ovviamente, dice Lirio Abbate dopo aver parlato per mezzo editoriale del fronte giudiziario, è provato però che l'azione di Salvini non è stato un atto politico del governo. Non è stato un atto politico dell'allora governo giallo-verde, perché, come emerso dalle testimonianze, non c'era alcuna condivisione della decisione di vietare lo sbarco ai migranti. Quella scelta è stata esclusivamente del leader della Lega. Le testimonianze in questione sarebbero quelle dei
cuor di leone allora ministri a 5 Stelle, no? Che che hanno testimoniato in serie, ma è tutta responsabilità di Salvini, noi non ne sapevamo niente, non ne sapevano niente che era quella la politica dell'immigrazione, no? Dopo mesi di trattative tra Lega e 5 Stelle sui dettagli del programma comune, che era difficile da allestire perché oggettivamente metteva insieme due storie diverse se non opposte, chi vi parla non era un fan del governo giallo-verde, però insomma dire che i ministri a 5 Stelle non sapevano quale fosse la politica di Salvini sull'immigrazione, capite che è una palese presa in giro del pubblico italiano, dei lettori italiani, anche dei lettori di Repubblica. E invece viene sostenuto con estrema disinvoltura. Poi certo la decisione ultima stava al Ministro dell'Interno, era la sua delega, come dire, siamo all'ovvietà. Ma la cosa davvero interessante e inquietante è il finale di questo editoriale di Repubblica. Vado a leggere. Al di là dunque del processo penale, della decisione che i giudici prenderanno, che ovviamente non interessa mai a Repubblica e non fa mai il tifo per certi processi, ciò che resta di questa storia è che un leader politico ha agito contro esseri umani deboli e indifesi solo per raccogliere voti. Tra l'altro ricordiamo, perché veramente siamo affezionati a quella cosa che si chiama realtà, che Open Arms rifiutò di andare a Malta, che Open Arms rifiutò un porto sicuro messo a disposizione esplicitamente in Spagna. Quindi chi è che ha, come dire, agito contro gli interessi degli esseri umani deboli? Chi non li ha portati nei primi porti sicuri a disposizione, evidentemente. Dopodiché sostenere che una politica di tutela dei confini sia contro gli esseri umani, per esempio, vorrebbe dire che la politica del governo australiano degli ultimi 20 anni contro gli esseri umani è quella di un governo nazista. Dubito che il governo australiano sia un governo nazista, ma comunque il veleno è nella coda. Ebbene, un personaggio con queste caratteristiche, al di là delle responsabilità giudiziarie, in un paese civile deve essere lasciato fuori dalla politica e soprattutto da incarichi di governo, per non essere complici. Cioè l'obiettivo è far fuori Salvini dalla politica, far fuori un nemico politico dall'agone politico, appunto democratico, del contrasto anche duro, delle diverse visioni del mondo che si scontrano e si sottopongono al giudizio elettorale. Chi esce vincitore applica quella visione del mondo e l'altro fa opposizione e dopo 5 anni avrà occasione di riproporre la sua visione del mondo. Questa è una sana democrazia dell'alternanza. Nella democrazia di Repubblica, invece, bisogna lasciare fuori dalla politica gli avversari e i processi servono a questo e ce lo dicono chiaramente. Questo è in gioco domani nell'aula di Palermo. La tenuta della democrazia, ce lo dice Repubblica. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.